Spettatrici e telespettatori di Focus TG, buona giornata, ben ritrovati. Una giornata, quella di oggi, particolarmente ricca di eventi e di notizie con diversi approfondimenti. Torneremo naturalmente a parlare della storica sentenza del Tribunale di Vicenza ieri sulla questione dei FAS, con la condanna di 11 ex manager dell'azienda della Miteni, considerata responsabile del più grave inquinamento da FAS nella storia europea. Tra poco ci dovremo collegare in diretta con la nostra inviata Luisa Bertini per appunto tutti gli aggiornamenti su questa sentenza destinata sicuramente a fare la storia. E poi c'è il maltempo perché la scorsa notte un'ondata veloce ma violenta di maltempo si è abbattuta sulla nostra regione e sconfinando anche nella fascia pedemontana del Friuli Venezia Giulia, ed è soprattutto la fascia pedemontana quella che è stata maggiormente colpita, in particolare da una violenta grandinata che ha interessato soprattutto i comuni di Gaiarine e di Sacile. Anche di questo vi aggiorneremo nel corso del nostro telegiornale. Con la cronaca ora andiamo a Padova, cominciamo da Padova, dove il questore Marco Odorisio ha disposto 7 nuovi DASPO fuori contesto per 7 giovanissimi ritenuti socialmente pericolosi. Ci aggiorna Valentina Visentin. Da Padova stretta sui minori violenti, con nuovi provvedimenti adottati dal questore di Padova Marco Odorisio. Sono 7 i DASPO fuori contesto emessi nei confronti di altrettanti giovanissimi. Il più grande ha 18 anni, tutti gli altri sono minorenni. Provvedimenti emessi dopo controlli serrati per prevenire episodi di mala movida. I ragazzi giovanissimi coinvolti sono tutti già noti alle forze dell'ordine per episodi di rapina e di violenza, e quindi hanno numerosi precedenti. Con questo provvedimento, con questi DASPO fuori contesto, verrà vietato a loro l'accesso a tutte le manifestazioni sportive in ambito nazionale in ragione appunto di condotte specifiche e illecite per appunto episodi commessi anche in ambito extra sportivo. Questi ragazzi sono accusati a vario titolo di aver commesso nei mesi seguenti rapine violente anche con armi bianche nei confronti di coetanei che sono stati aggrediti. Si tratta appunto di 7 ragazzi, il più grande è un 18enne residente nell'Interland che nel marzo del 2024 aveva tentato una rapina a Ponte Molino con 2 complici, schiaffeggiando un coetaneo e derubandolo del borsello. Ma ci sono anche un 16enne di Abano e un 15enne di Montegrotto che ha precedenti penali e che lo scorso 21 marzo era stato arrestato per una rapina aggravata dalle minacce nei confronti della vittima, che era appunto stata minacciata di morte per essere derubata. E poi c'è anche un 16enne padovano accusato di una rapina in zona stazione e un 15enne residente nella Bassa Padovana, anche lui destinatario di una misura di custodia cautelare proprio per episodi di violenza. Tutti i provvedimenti sono stati emessi dalla questura di Padova dopo appunto in questo periodo aver notato una recrudescenza di violenza soprattutto tra i giovani. Ed ora torniamo a parlare della storica sentenza di ieri del Tribunale di Vicenza nel processo agli ex manager della Miteni per l'inquinamento da FAS. Ci aggiorna in diretta Luisa Bertini con Simone Squarcina. A te Luisa, buongiorno. Sì, buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori. Hai ben detto, una sentenza storica anche per l'imponenza dei numeri, per la durata qui in Corte d'Assise, che ieri in prima mattinata si è riunita in Camera di Consiglio e la sentenza è arrivata nel pomeriggio, sentenza che ha portato alla condanna di 11 ex manager dell'azienda per appunto l'inquinamento, con pene complessive di 141
anni di reclusione e risarcimenti significativi, tra cui quello dei 58 milioni di euro riconosciuti al Ministero dell'Ambiente. Dicevo, processo che diciamo dalla prima udienza è durato 4 anni. Ieri ovviamente il primo grado ha coinvolto 300 parti civili, circa 200 le persone che sono state ascoltate e 134 sono state le udienze. Processo anche destinato a fare la storia di quello che è la giurisprudenza in tema ambientale anche a livello europeo. Ma io insieme a voi ascolterei quella che è stata la cronaca della giornata e ovviamente la sentenza di ieri. Sì, è un riconoscimento importante non solo per noi, ma per la Francia, per tutta l'Europa e per tutto il mondo. Tanto è vero che tutti gli altri gruppi ambientalisti e tutte le mamme belghe, danesi, francesi continuano a scrivere ininterrottamente e sono qua che aspettano che gli diamo risposta. Non è una sentenza solo per noi, è una sentenza per tutto il mondo, per tutta Europa, per tutto il mondo. Sì, oggi possiamo dire che giustizia è fatta. Questa è una battaglia che Legambiente ha iniziato nel 2014, quando il nostro circolo locale fece la prima denuncia. Si è costituito un grande fronte di popolo inquinato, tante associazioni, tante mamme, e noi siamo felici di questa sentenza che deve essere solo l'inizio, perché adesso c'è da fare la bonifica di tutto il sito produttivo e di tutta la zona inquinata con le falde contaminate. Ho chiesto una sentenza esemplare, mi pare che esemplare lo sia stato, quindi va bene così, le sentenze vanno rispettate, ma siamo soddisfatti. Dopo 130 udienze, dopo 4 anni, la sentenza rende giustizia, diciamo, rispetto a tutto quello che è avvenuto e a quello che era stato chiesto. Quindi siamo soddisfatti non tanto per le pene, siamo soddisfatti perché finalmente passa il principio che chi inquina deve pagare. Ecco, quello che abbiamo sentito erano i commenti a caldo di tanti dei cittadini, mamme no fas comprese, che sono state tra le promotrici di questa sensibilizzazione in tema ambientale in tutti questi anni, che noi abbiamo seguito tante volte anche con le loro manifestazioni di protesta. Adesso sentiamo insieme invece quello che è stato l'esito della sentenza di ieri. Una sentenza storica, quella che è stata pronunciata dalla Corte d'Assise di Vicenza per il maxi inquinamento dei FAS. In nome del popolo italiano, visti gli articoli 533, 535, Codice di procedura penale, dichiaro Osoda Maghi responsabile dei reati di cui ai capi A e B. Dopo 6 ore di Camera di Consiglio, la Corte ha disposto 141 anni complessivi di carcere ai vertici della ex Miteni di Trissino, chiamati a rispondere nei diversi periodi storici in cui hanno amministrato l'azienda chimica. Previsti 58 milioni di euro di risarcimenti vari. Articolato il dispositivo che ha previsto la soluzione parziale per alcuni imputati, ma che nel complesso ha accolto e superato le richieste della Procura in un clima di festa liberatoria dei comitati radunati per il pronunciamento. Vi è una conferma delle imputazioni, quella di avvelenamento di acque, di disastro ambientale innominato, di inquinamento ambientale e anche, non dimentichiamolo perché è distonica rispetto all'oggetto giuridico dell'inquinamento, per il reato di bancarotta fraudolenta con profili anche innovativi che possiamo definire sotto molti profili bancarotta ambientale, da condotte di inquinamento che si riflettono sulla correttezza dei bilanci e delle scritture contabili della società. È meglio che stia zitto perché sono rispettoso delle istituzioni, quel che ho da dire sono molte cose, le dirò nei motivi d'appello, che è la sede appropriata. Eviterei tutte le cose che ci sono state qua che mi sembrano fuori luogo. Grazie. Sembrerebbe che siano stati esclusi dal risarcimento danni gli ex lavoratori della Miteni, che sono le persone più contaminate da queste sostanze al mondo. Chiaramente questa è una decisione che ci lascia sorpresi e amareggiati. Adesso
adesso vediamo, ovviamente dovremo aspettare le motivazioni per vedere qual è la giustificazione per cui non sono stati riconosciuti i risarcimenti dei lavoratori. Sono stati invece riconosciuti quelli delle associazioni ambientaliste, ecco, però chiaramente questo ci lascia con l'amaro in bocca. Ecco. Allora, è stato accolto, anzi è stato anche modificato quello che è stato richiesto dal PM, perché il PM aveva anche ipotizzato delle assoluzioni. Siamo soddisfatti, credo sia stata una sentenza coraggiosa, assolutamente restitutoria anche per gli interessi delle parti che ho rappresentato, e credo di poter ringraziare la Corte e i colleghi per il lavoro immenso che è stato fatto in questi anni. Ora la strada non è certo in discesa, abbiamo altri 2 gradi del giudizio, tuttavia questa sentenza ci dà sicuramente coraggio. Ecco, abbiamo sentito l'esito di quella che è stata la sentenza, come anticipavi anche tu, una sentenza storica anche per la vastità territoriale, per l'ampiezza del territorio, perché stiamo parlando di una delle falde acquifere più grandi di Europa, che coinvolge circa 350.000 cittadini tra le province di Vicenza, Verona e Padova, e ovviamente anche tante società idriche, così come tanti enti territoriali. Infatti adesso sentiamo insieme quello che è stato il commento degli enti territoriali, quindi di tanti sindaci che erano presenti, e poi la linea può tornare allo studio. Sì, credo che l'euforia sia giustificata, perché era una sentenza molto attesa, per cui in tanti hanno lavorato, in primis sicuramente la provincia di Vicenza con l'individuazione dei colpevoli e con un grande lavoro personale dell'avvocatura della provincia, che ringrazio, ma anche di tante associazioni, tante realtà territoriali, in particolare un ringraziamento va alle mamme No Fas, che tanto si sono spese per la sentenza di oggi, quindi una sentenza giusta che riconosce dei colpevoli e sulla quale ci possiamo ora appoggiare per tutti quelli che sono i passi successivi. Direi che siamo soddisfatti, direi quasi oltre misura, nel senso che è una sentenza coraggiosa che finalmente mette un punto fisso: chi inquina deve pagare penalmente e anche civilmente. Tra i primi titoli del giornale spicca maxi risarcimento al Ministero dell'Ambiente per 58 milioni di euro. Io vorrei dire che sono molto pochi, secondo me, rispetto al grande danno ambientale che è stato fatto. Basta pensare che solo Acque del Chiampo ha speso e sta spendendo fino al 2029 37 milioni di euro per tentare di tamponare. È stato un segnale fortissimo, vedere la vittoria in questo primo grado di giudizio significa che tutto quello in cui abbiamo creduto, e che soprattutto le mamme No Fas, le associazioni si sono battute dall'inizio per portare avanti questa causa, ha avuto un risultato enorme e molto soddisfacente. E proprio nel giorno della sentenza del processo alla Miteni, con il tribunale, appunto l'abbiamo sentito, che ha condannato a 11 ex manager della società con condanne per oltre 140 anni di carcere, è arrivato l'annuncio del comune di Bassano del Grappa: al via il monitoraggio delle acque con isotopi traccianti nell'area di San Michele. Vediamo. Con la fase A, che avrà inizio appunto adesso, cercheremo di tracciare con degli isotopi appunto traccianti quello che è il percorso di quest'acqua, per cercare anche di capire l'incidenza che può avere sulla falda. PFAS a San Michele parte il piano di indagini deciso dal tavolo tecnico, che lavora da quasi un anno in comune e che comporterà un'accurata analisi idrogeologica e idrochimica dell'area dove sono stati trovati gli inquinanti. Al lavoro una ditta specializzata che si avvarrà di un monitoraggio con l'utilizzo di isotopi in grado di mappare i flussi. La prima fase è proprio una fase di analisi della coreografia del luogo, cercare di capire qual è il bacino imbrifero di competenza, quindi cercare di capire proprio come si comporta l'acqua e cercare di dare una definizione, quindi se sono acque di scorrimento piuttosto che acque sotterranee. Fondamentale definire una mappa della rete delle acque che afferiscono al tubo di scarico dove è stata tracciata la presenza dei PFAS e in particolare la loro origine grazie all'utilizzo degli isotopi. Cercheranno di farci chiarezza rispetto proprio all'andamento dell'acqua, quindi quella che può essere sia magari la fonte, ma sia anche e soprattutto dove può andare a finire.
Proseguiamo con la cronaca, ancora un incidente sulle strade della Marca. La scorsa notte, intorno all'1, i vigili del fuoco di Treviso sono intervenuti in via Nuova a Catron di Roncade per soccorrere una 31enne della zona che poco prima era finita fuori strada. Nella carambola il veicolo a GPL guidato dalla donna è finito nel campo adiacente la carreggiata, capovolgendosi ruote all'aria. Lo vedete nella foto. All'arrivo sul posto dei vigili del fuoco la conducente dell'auto era già stata presa in cura dal personale sanitario e portata all'ospedale Cafoncello. La squadra dei pompieri è intervenuta per mettere in sicurezza il luogo dell'incidente e l'auto alimentata a GPL che dopo essersi ribaltata rischiava appunto di prendere fuoco. La 31enne alla guida della vettura non sarebbe in gravi condizioni nonostante il grande spavento. Sul posto anche i carabinieri di Roncade per i rilievi di legge. E torniamo ora alla notizia che vi avevamo già anticipato ieri, che sta aprendo uno squarcio davvero inquietante sulla questione del lavoro in provincia di Venezia, ed è quella del lavoratore ferito che è stato abbandonato alla fermata del bus, probabilmente era caduto dall'impalcatura di un cantiere. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri dopo che appunto l'operaio marocchino di 29 anni caduto dall'impalcatura di un cantiere è stato abbandonato alla fermata del bus, da dove poi è stato trasportato all'ospedale dopo essere stato notato da alcuni passanti. I militari hanno provveduto a chiudere il cantiere, una lavanderia industriale di Mira, dove era in corso il rifacimento del tetto. Il giovane non è in pericolo di vita. L'allarme è scattato mercoledì mattina quando alla centrale del 118 è arrivata una chiamata che avvertiva appunto di una caduta dall'impalcatura, poi una invece che sosteneva che si trattasse di un falso allarme. A distanza di un'ora però è arrivata un'altra chiamata, quella di un passante che segnalava un giovane sofferente alla fermata dell'autobus. La chiusura del cantiere è stata disposta per una serie di irregolarità che sono state riscontrate durante il controllo dei carabinieri, che hanno informato dell'accaduto la Procura della Repubblica. A Padova ora con il video della rissa avvenuta nei giorni scorsi in via San Francesco a Padova. Sentiamo il racconto di una testimone oculare. Una scarica di pugni sotto il sole cocente in pieno giorno. Ecco il video registrato da un testimone oculare della rissa che è avvenuta martedì mattina in pieno centro a Padova, tra via della Pieve e via San Francesco, e che vi avevamo raccontato 2 giorni fa. Ora ecco le immagini di una parte della violenza che si è consumata e che ha visto protagonisti un gruppetto di nordafricani, 3 di loro rimasti feriti. Uno aveva un vistoso taglio allo zigomo ed è finito in ospedale. Un residente della zona ha ripreso la lite mentre stava passeggiando con il cane. Ecco il suo racconto. Già all'andata, quando stavo facendo la via della Pieve, avevo già visto questi 2 che stavano litigando e urlando per la via, e poi quando stavo tornando verso casa appunto ho iniziato a menarsi e uno tirava anche giù l'altra persona buttandola a terra e tutto. Poi uno voleva anche rispondere tirandogli un sappetino addosso. Il testimone preferisce rimanere anonimo. Tra via della Pieve, via Santa Sofia e via San Francesco nell'ultimo periodo un andirivieni strano è stato più volte segnalato dai residenti alle forze dell'ordine. C'è sempre questi stranieri qua che si incontrano proprio in queste viette, o se no come anche in via San Francesco, che è proprio la via di fianco. E niente, girano sempre in bici o se no appunto si incontrano qua nella via. C'è stata una volta dove uno aveva parcheggiato con la macchina e gli hanno distrutto la macchina. Proprio nella zona ci sono stati episodi di spaccio di stupefacenti e non si esclude che possano essere questi i motivi scatenanti della rissa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno indagando per identificare le persone coinvolte. Ed ora andiamo sul Monte Grappa con la cronaca e la notizia di una tragedia che è stata scoperta questa mattina. Ci aggiorna al telefono la nostra Vanessa Banzato. Buongiorno Vanessa.
Buongiorno a te Marta e a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Sì, una tragedia sul Monte Grappa, perché il corpo senza vita di Loris Cumano, un 53enne residente a Solagna, è stato rinvenuto all'interno del suo camper. Siamo in località Meatte, proprio sul versante est del Monte Grappa, al di sotto dell'ossario di Cima Grappa. Sono stati alcuni escursionisti che questa mattina hanno notato la porta del camper spalancata e dentro hanno visto una persona immobile, hanno cercato di chiamarlo, di toccarlo, ma hanno visto che era appunto non si muoveva la persona, di conseguenza hanno subito dato l'allarme al 118, sono venuti su i sanitari del SUEM da Pieve del Grappa, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo, sul posto anche i carabinieri per tutti i rilievi, gli accertamenti di rito. L'uomo era da qualche giorno qui proprio in Cima Grappa, da una parte per trovare un po' di sollievo al caldo della pianura, e dall'altro perché era un appassionato di fotografia e di immagini, quindi pare sia venuto su anche per girare alcuni video, alcune fotografie con il suo drone. Non si accerta che la morte sia avvenuta nelle scorse ore, pare che sia già da qualche giorno, visto che era venuto su da solo, da qualche giorno che l'uomo possa essere deceduto, e un arresto cardiaco. L'uomo tra l'altro viveva da solo, perché si era separato dalla moglie, abitava a Solagna, si era separato dalla moglie, quindi lui abitava anche all'estero e ogni tanto veniva a trovare i figli e aveva come abitazione questo camper dove appunto ha trovato la morte, proprio qui in Cima Grappa, e sono stati ascoltati anche tutti quanti i testimoni dei carabinieri, e non si è, appunto dicevo, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 53enne, che era molto conosciuto tra l'altro anche a Solagna, come ci ha confermato il sindaco Stefano Bertoncello. Per il momento da Cima Grappa è tutto. Marta, ti ricevo la linea. Grazie a Vanessa Banzato per questo aggiornamento di cronaca. Noi torniamo a Padova, dove la polizia ha arrestato un 32enne cittadino tunisino irregolare ritenuto rapinatore seriale, protagonista di 3 aggressioni nei confronti di 2 donne ed un ragazzo sedicenne, aggressioni avvenute nell'arco di una settimana. La collana strappata con veemenza mentre la signora è inginocchiata a pregare. Il fotogramma, ripreso dalle telecamere della chiesa di Santa Lucia a Padova, incastra il rapinatore seriale responsabile di almeno 3 aggressioni in pochi giorni. La polizia ha arrestato il 32enne tunisino. Lunedì mattina l'uomo ha sorpreso alle spalle una signora che stava pregando nella chiesetta in pieno centro e con un gesto fulmineo le ha strappato la collana del valore di 4.000 euro. Quando i poliziotti hanno visto la scena ripresa dalle telecamere, si sono resi conto che la rapina era simile ad un'altra avvenuta nei giorni precedenti. Il 18 giugno infatti un ragazzino di 16 anni era stato aggredito in via del Livello, sempre in centro storico. Il minorenne aveva raccontato di essere stato avvicinato da un nordafricano che gli aveva strappato la collanina e gli aveva spruzzato contro dello spray urticante. Lunedì mattina invece, dopo il colpo in chiesa, il tunisino aveva cercato di rubare una collana ad una 70enne che stava passeggiando in via Giordano Bruno. La donna per poco non soffocava perché la collana non si rompeva. Così il tunisino l'ha scaraventata a terra e le ha rubato un bracciale. I poliziotti, identificato lo straniero, già noto per precedenti simili, hanno iniziato dei controlli e in piazza Salvemini lo hanno sorpreso insieme ad un gruppo di nordafricani. Mentre lo stavano controllando, il tunisino ha reagito con violenza, colpendo gli agenti con calci e pugni e spruzzando anche in questo caso lo spray urticante. Alla fine è stato bloccato e arrestato per violenza e lesioni a pubblico ufficiale e per le rapine commesse in strada e in chiesa. Individuato anche il compro-oro a cui aveva venduto le collane rubate. E torniamo a Vicenza, ci chiede nuovamente la linea la collega Luisa Bertini per ulteriori aggiornamenti sulla vicenda dei FAS dopo la condanna di ieri. A te Luisa, buongiorno di nuovo. Sì, buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori. Adesso sono in compagnia con il presidente della provincia Andrea Nardin, perché ovviamente abbiamo sentito i passi che hanno portato alla sentenza di primo grado, ma adesso si guarda oltre, si guarda alla messa in sicurezza del sito e si guarda anche alla bonifica, e di questo ne parliamo con il presidente della provincia. Sì, ora si tratta di dare seguito ai passi concreti per la messa in sicurezza e per la bonifica. Per quanto riguarda la messa in sicurezza, sottolineerei il fatto che si sta già
operando da oramai circa un anno per mettere tutto un sistema di palancole, quindi praticamente dei pali in acciaio anche con profondità veramente interessanti, oltre i 30 metri, che dovrebbero impedire la fuoriuscita dell'acqua nel torrente lì vicino, e poi dei pozzi di mungitura attraverso i quali viene prelevata l'acqua e viene filtrata prima di essere reimmessa in circolo. Questo è il progetto di messa in sicurezza con il quale stiamo cercando appunto di far sì che i FAS non escano più dal sito coinvolto. In contemporanea si sta lavorando in conferenza dei servizi per quello che è il progetto di bonifica vero e proprio, nel quale gli enti coinvolti e anche i soggetti che ieri sono stati condannati stanno già lavorando per un progetto di bonifica che mi auguro potrà essere disponibile quanto prima e quindi poter essere attuato nell'interesse di tutti, di tanti soggetti che si sono interessati a questo caso, e tra i tanti ringrazio in particolare le mamme non FAS che veramente sono stato l'anima del territorio, si sono spese tantissimo per questa causa. Ecco, voi in questi anni avete fatto anche tanti incontri con gli enti competenti, adesso quali saranno i prossimi passi? Sì, veramente ci siamo spesi tanto, io come Presidente, ma tutta la struttura della provincia, l'avvocatura con la presenza costante ai tribunali, siamo andati al Ministero più volte per cercare appunto delle soluzioni. I prossimi passi sono proseguire in conferenza dei servizi per appunto la stesura del processo di bonifica, quindi prossimo passo che stiamo già facendo, quindi andando avanti sull'iter già avviato, è la stesura del progetto di bonifica. Stiamo lavorando con il Comune di Trissino, gli enti coinvolti, ARPA e tutti quelli che sono in conferenza dei servizi per capire esattamente qual è la soluzione migliore per bonificare il sito e nel frattempo chiudere definitivamente la messa in sicurezza, quindi fare in modo che non ci sia più fuoriuscita di materiale inquinante. Questi sono i due iter che stiamo procedendo, sui quali stiamo procedendo e che ci vedranno protagonisti nei prossimi mesi. Ecco, l'avete sentito, quindi da una parte il processo, quello che è stato il processo, dall'altra parte il guardare oltre e guardare alla messa in sicurezza del territorio. Io ringrazio il Presidente della Provincia per essere stato con noi e restituisco la linea allo studio. Luisa Bertini al Presidente Nardin, Presidente della Provincia di Vicenza. Noi continuiamo con la cronaca dal Padovano per registrare l'ennesima raffica di furti. Dal sindaco arriva il monito ai ladri. Comunicazione ai miserabili delinquenti. Vi invito a non venire a Noventa Padovana. Vi abbiamo registrato, abbiamo decine di filmati, siete stati videoregistrati, sappiamo i mezzi con cui siete venuti a Noventa Padovana, quindi vi invitiamo a non venire a Noventa Padovana perché chiunque venga nel nostro comune è videoregistrato, abbiamo decine di filmati di voi all'opera. Numerosi colpi nel fine settimana, una zona battuta dai malviventi, a tappeto quella di Noventa Padovana, ed è chiaro il messaggio mandato dal sindaco Marcello Bano. Nel comune sono numerose le telecamere di videosorveglianza. Il colpo più eclatante sabato sera in una villa di via Foscolo durante una festa di ragazzi. La giovane proprietaria di casa si è accorta della presenza di un ladro con il passamontagna entrato in casa. Tentato furto anche in via Magellano e in villa Saccomani, dove è scattato l'allarme. Ringrazio i cittadini che hanno reagito in maniera ineccepibile, perché quando tu ti ritrovi dei delinquenti col viso coperto non si sa mai come i cittadini possono reagire, e quindi ringrazio i cittadini per il comportamento che stanno tenendo. Dopodiché qualunque cosa possa succedere, la responsabilità è solo di chi viene in casa di notte. Il primo cittadino Bano ha assicurato che il comando provinciale dei carabinieri intensificherà i controlli nel territorio comunale di Noventa Padovana. Presto poi un'assemblea con residenti e polizia locale. A breve sarà convocata una riunione con le zone colpite, con i cittadini e i comandanti delle forze di polizia locale per aggiornargli sugli sviluppi. Questo è quello che stiamo facendo in questo momento, visto che abbiamo passato 2 giorni a rincorrere questi disgraziati in questo comune. Il Taser entra in dotazione della Polizia Locale di San Donà di Piave, l'annuncio del sindaco Alberto Teso, secondo il quale questo strumento aumenterà la sicurezza degli agenti e dei cittadini.
Da questa settimana sono entrati ufficialmente in servizio 3 dispositivi taser destinati ad affiancare gli agenti della polizia locale di San Donà di Piave nelle situazioni più complesse e a rischio. Nelle intenzioni dell'amministrazione comunale, l'introduzione dei taser rappresenta un ulteriore tassello di rafforzamento della sicurezza urbana e si inquadra nell'ambito di un consistente potenziamento della polizia locale. Siamo passati in 2 anni da 25 a 29 agenti, 4 assunzioni, insomma, per un comune come il nostro, pur essendo un comune grande di 42.000 abitanti, sono un impegno anche economico importante. Stiamo ristrutturando un'ex cantina sociale con i fondi del PNRR per farla diventare comando della polizia locale, dove ci sarà una control room dalla quale poter controllare 24 ore su 24 le 158 telecamere che abbiamo installato nel territorio comunale. In questa logica si inseriscono anche nuovi investimenti in automezzi e l'arrivo di un cane antidroga. Secondo l'assessore alla sicurezza e polizia locale Simone Cereser, l'attivazione del taser rappresenta un valore aggiunto fondamentale per garantire maggiore sicurezza agli operatori e di riflesso ai cittadini, e la sperimentazione appena avviata è un passo significativo verso una polizia locale in grado di affrontare con efficacia le situazioni più complesse. Spesso la gente è messa in condizione di dover scegliere se affrontare a mani nude una persona magari pericolosa, esagitata, addirittura come era successo sul Ponte della Libertà, armata di una mazza, o estrarre l'arma da fuoco. Ci deve essere la possibilità di avere uno strumento mediano che consenta di non estrarre la pistola, e il taser appunto copre questa zona grigia e può dare una tutela importante alle forze di polizia e alle persone che ovviamente creano problemi alla collettività, sono pericolose per la sicurezza. A proposito di furti, a Fontaniva un residente ha allertato i carabinieri nonostante fosse in vacanza lontano da casa. Le telecamere di videosorveglianza che aveva installato infatti avevano ripreso 2 persone nel suo giardino. Il padrone di casa era a chilometri di distanza, in vacanza. Grazie però al sistema di videosorveglianza della propria abitazione, ha notato 2 persone incappucciate introdursi nel suo giardino. Pronta la segnalazione al 112. I carabinieri di Piombino Dese, Cittadella, sono subito accorsi quindi a Fontaniva, a casa dell'uomo. Qui hanno rintracciato uno dei 2 incappucciati che poco prima si erano introdotti nel giardino. Si tratta di un 17enne che è stato denunciato dai militari dell'Arma al Tribunale dei Minori di Venezia. Le riprese video hanno confermato che era lui uno dei 2 che poco prima si era introdotto nel giardino, ma che non era riuscito ad entrare in casa grazie al tempestivo intervento dei carabinieri. Confermati in secondo grado, siamo alla cronaca giudiziaria, 19 anni di reclusione per Youssef Molay Mahid, il 51enne marocchino accusato di aver ucciso la compagna Liliana Coitta soffocandola con un cuscino. Il delitto era avvenuto il 20 settembre del 2023 in un appartamento di Tombolo. L'uomo aveva ucciso la 55enne di origine romena al culmine di un litigio per gelosia. Quel giorno avevano litigato mentre erano in camera da letto. Lui prima aveva tentato di strangolarla, poi le aveva messo un cuscino sul volto soffocandola. Ha confermato anche il risarcimento di 15.000 euro alla figlia della donna. E contro le truffe agli anziani parte a Padova la 3ª edizione di un progetto che unisce i servizi sociali del comune con le forze dell'ordine per tutelare ed informare le persone più fragili, sempre più spesso preda di persone senza scrupoli. Per battere sul tempo i truffatori bisogna fare rete per difendere e sostenere gli anziani che soprattutto d'estate, quando le città si svuotano per le vacanze, rimangono soli. Parte da qui la 3ª edizione del progetto Noi non ci caschiamo, di prevenzione delle truffe, che unisce le forze dell'ordine con i servizi sociali del comune di Padova. Il programma prevede la distribuzione di opuscoli nei mercati rionali, l'attivazione di uno sportello di supporto psicologico e incontri nei quartieri. Come servizi sociali invece diamo anche un'altra informazione
situazione, cioè sappiamo che vengono colpite soprattutto le persone che si sentono più sole, che sono vulnerabili. Allora ancora una volta come servizio sociale noi diciamo è pieno di servizi nel territorio, ci sono tante realtà istituzionali del terzo settore a cui ci si può rivolgere e negli incontri che faremo e nei banchetti rionali in cui andremo insieme appunto spiegheremo proprio alla popolazione anziana come trovare nuove attività e nuove amicizie nel territorio. Gli incontri nei quartieri vedranno la presenza di polizia e carabinieri con consigli pratici per far desistere i truffatori che suonano alla porta raggirando, a volte anche con informazioni fuorvianti. Il consiglio pratico che possiamo dare è sicuramente di non aprire a sconosciuti che non si presentano in uniforme, perché è importante capire che le forze dell'ordine sicuramente non chiedono soldi, non chiedono denaro, non chiedono oggetti preziosi, ma anzi vengono per dare un supporto, quindi non richiedono nulla, ed è importante sapere che se le persone sono in difficoltà, anche dei familiari eccetera, diciamo che non ci si rivolge alle persone anziane per avere un supporto, ma noi diamo tutto il supporto possibile. La cosa principale che devono fare gli anziani che si sentono in qualche modo vulnerabili o che sono particolarmente sensibili a queste tematiche, se dovessero avere delle avvisaglie di essere vittime di qualche truffa, ovviamente la cosa principale da raccomandare è quella di contattare subito il numero di emergenza. Questa rete però non deve riguardare solamente le forze dell'ordine, loro non devono chiudersi in se stessi, il consiglio che possiamo dare è quello di interagire e rendere partecipi anche dei familiari, vicini di casa, conoscenti. Andiamo ora a Venezia, cambiamo decisamente argomento, parliamo del matrimonio dell'anno, quello del patron di Amazon Jeff Bezos con la giornalista Lorraine Sanchez. Oggi è la giornata clou, quella del matrimonio, città blindatissima. Ci colleghiamo quindi con Lorenzo Maier, con Sandro Ponchio all'isola di San Giorgio. A te Lorenzo, buongiorno. Buongiorno Marta, a te i nostri telespettatori. Sì, oggi la seconda giornata, probabilmente clou, anche se tutte e tre le giornate sono dense di appuntamenti. Questa sera al tramonto qui dall'isola di San Giorgio, dove ci troviamo, ci sarà la messa in scena, la rappresentazione del matrimonio dei due promessi sposi, che in realtà sposi lo sono già, perché si sono sposati, sono convocati a nozze in America e hanno scelto Venezia per sancire sotto gli occhi del mondo, possiamo dire, nella città più bella e romantica del mondo, il loro amore. Siamo nell'etro dell'isola di San Giorgio, che come sappiamo l'isola di San Giorgio Maggiore è testimonianza della presenza dei monaci benedettini. Noi non ci troviamo in questa parte dell'isola, che l'isola è accessibile con il trasporto pubblico, è aperta la chiesa, sono aperti gli spazi della Fondazione Cini, che qui hanno i loro uffici, il loro quartiere generale. Siamo nell'etro dell'isola, il Teatro Verde, che è stato affittato per questo evento, e tutto è molto blindato. Alle mie spalle vedete l'ingresso per gli accrediti, c'è già molta sicurezza, ci sono gli addetti ai lavori che stanno allestendo, predisponendo tutto quanto per questa sera. I VIP, gli ospiti VIP, circa 200 selezionatissimi ospiti, invece entreranno da un altro ingresso dalla parte opposta dell'isola, dove c'è un attracco acqueo per i motoscafi, quindi chi sarà in isola non li potrà vedere. È stato allestito tutto proprio anche per mettere la cerimonia al riparo dei paparazzi, probabilmente anche perché tutti i diritti sono stati probabilmente acquistati o comunque devono essere tenuti riservati. Pensate che ieri, per quanto riguarda gli ospiti che hanno partecipato al primo party alla Madonna dell'Orto, tra le indicazioni che venivano date agli ospiti invitati, regolarmente invitati ovviamente dagli sposi, c'era anche quella di lasciare il loro telefonino all'ingresso, proprio perché non si vogliono riprese, non ci devono essere
testimonianze che possano uscire della serata. Pensate che anche tutti i fornitori, i fioristi, gli artigiani, tutti coloro che stanno lavorando per questo matrimonio già da giorni, per l'80% sono imprese, aziende veneziane e venete. Anche a tutti questi fornitori è stato richiesto tassativamente di firmare una carta, in un documento nel quale si impegnano a non parlare, a non far trapelare nulla, pena anche la decadenza degli accordi, per cui davvero un silenzio rigorosissimo, silenzio rigoroso che non ha evitato però il rumore delle polemiche. Ieri sera, come era stato annunciato dagli attivisti, sono stati proiettati sul campanile di San Marco delle scritte tramite la luce dei raggi luminosi, dei fasci di luce che rivendicavano i messaggi di tutti questi giorni. Ci sono una quarantina di attivisti che sono stati fermati, trattenuti in questura ieri, rilasciati solo a tarda sera e tutti denunciati, quindi un po' di tensione c'è, ma tutto sostanzialmente si sta svolgendo regolarmente. Voglio solo aggiungere che questa sera è annunciata la presenza di Lady Gaga, che molto probabilmente anche potrebbe cantare, e i monaci benedettini qui dell'isola che hanno tenuto a dire che loro non sono coinvolti in questo evento. Se non hai domande, Marta, ti restituirei la linea. Grazie a Lorenzo Maier. Naturalmente continueremo a seguire questo evento tra mondanità e non solo, che riguarda appunto la città di Venezia, per quelle che sono state definite le nozze dell'anno. Ma ora torniamo a parlare del maltempo che si è abbattuto nella notte soprattutto sulla fascia pedemontana a cavallo tra le province di Treviso e di Pordenone. Nella Marca la situazione più grave nel comune di Gagliarine a causa della grandine che ha colpito in particolare la frazione di Francenigo. Da Francenigo ci colleghiamo quindi con Edi Caliman, con Tommaso Migotta. Te Edi, buongiorno. Marta, buongiorno. Tommaso buongiorno a te e ai telespettatori ovviamente. Tommaso sta inquadrando solo alcuni dei danni della grandine di ieri sera avvenuta intorno all'ora di cena. Siamo nella frazione di Francenigo a Gagliarine e questa è la parte più scenografica, diciamo, di quanto è accaduto ieri sera, dei danni che di fatto ha lasciato grappoli per terra, rami divelti, e comunque lo sappiamo bene che la grandine soprattutto sui vitigni di cui questa zona è colma lascia dei danni che si possono vedere solo poi con la crescita effettiva e la maturazione dei grappoli e la crescita effettiva della pianta, ovviamente anche sulle semine. Qui abbiamo il Gran Turco, insomma abbiamo dei danni molto ingenti. Siamo qui con Paolo Bressega, che si occupa in comune di agricoltura ed è lui stesso un agricoltore. Paolo, buongiorno. Insomma, danni ingenti causati dalla grandine e che hanno, prego se vuole seguirmi, così riusciamo anche a far vedere un po' il colpo d'occhio di quanto la grandine ha sostanzialmente causato, i danni che ha causato ieri sera. Insomma, sono chicchi grandi come palline da tennis. La regia sicuramente starà facendo vedere le immagini di copertura di quanto è accaduto ieri sera. Una stima dei danni si può già fare? Sì, i danni ci sono, indiscutibile. È chiaro che fare una stima adesso è un po' difficile, ma nei prossimi giorni si vedrà. Sicuramente un 30% del raccolto può essere perso, soprattutto nella parte della vite. Il mais bisogna attendere un attimo, e anche la soia, però i danni ci sono stati e sono anche importanti. Speriamo che soprattutto anche la viticoltura possa darci una mano nei prossimi giorni e la pianta si riprenda.
C'è margine infatti di miglioramento e danni che si possono calcolare già, fare qualche stima? Margini di miglioramento, diciamo, speriamo che più che altro la pianta, avendo dei tralci che prepara per il prossimo anno, possano essere non colpiti o colpiti minimamente, in modo tale che il prossimo anno il danno per l'agricoltore, per l'imprenditore non ci sia. I chicchi che sono stati colpiti, gli acini e quindi anche i grappoli abbattuti, purtroppo quelli sono persi. E Gagliarine, ricordiamo che nel 2023 ha subito una fortissima grandinata con chicchi ancora più grandi. Ieri, anche sentendo un po' in paese qui, hanno detto oh, meno male che è andata bene. Comunque sono comunque chicchi grossi come palline da tennis. È stata traumatica la vicenda del 2023, avete perso moltissimo con danni ingenti anche alle abitazioni. Com'è andata questa volta? Questa volta è andata bene, non è facile dire è andata bene, però è andata sicuramente meglio del 2023. Il raccolto c'è, non totale, ma c'è, le abitazioni sono salve, non ci sono giunte segnalazioni ovviamente in comune, salve qualche caso sporadico, qualche copo rotto c'è sicuramente, magari anche qualche pannello solare o fotovoltaico, però complessivamente possiamo essere positivi e fortunati. Chiaro che il cambiamento climatico c'è, lo vediamo perché sono sempre più frequenti questi eventi. Ogni volta che arriva un temporale si ha sostanzialmente paura di quello che può scendere dal cielo? Sì, assolutamente, c'è un allarmismo purtroppo per chi lavora fuori, per noi agricoltori, ma anche per le abitazioni, per i privati, per gli imprenditori, la paura c'è. Che cosa serve perché si possa un po' attenuare questa paura? Che cosa serve fare? Cosa si può fare? È difficile da dire. Speriamo non si ripeta. È la frase che diciamo ogni anno regolarmente, però vediamo che c'è una cadenza estremamente frequente. Marta, insomma, da Gagliarine è tutto, insomma, le immagini impressionanti della grandinata le avete viste durante il nostro collegamento. Il giorno dopo questo è come è la facciata che si ha, lo sguardo che si ha sui campi parzialmente distrutti. Se non hai domande, con queste immagini ti restituisco la linea. Grazie Edi, buon lavoro. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Linea Allergia, ci rivediamo tra poco. Focus TG, eccoci nuovamente in diretta. Continuiamo con la cronaca di queste giornate contrassegnate dal caldo torrido, oltre che da ondate di maltempo come quella di ieri sera, che comunque non hanno attenuato le temperature davvero molto elevate, destinate a continuare anche nei prossimi giorni. E assieme al caldo arriva puntuale anche quest'anno la questione dei virus trasmessi dalle zanzare. Di ieri sera la notizia del primo caso di dengue che è stato registrato dall'ULSS 6 Euganea in una donna di circa 50 anni domiciliata nel comune di Villafranca Padovana. Sono già partite quindi da protocollo le disinfestazioni che verranno poi ripetute anche nei prossimi giorni nelle vicinanze dell'abitazione della donna. Caldo torrido dunque, con soprattutto le persone anziane in difficoltà in questi giorni. Sono molte le persone che si sono recate nei pronto soccorso. Pensate, solo nella provincia di Treviso sono già 70 gli anziani che si sono recati nei pronto soccorsi per malori legati al caldo. Vediamo quindi il servizio. Quest'anno il caldo è iniziato prima e difatti abbiamo un numero molto importante di persone che accedono al pronto soccorso disidratate, over 75-80 anni. Ne abbiamo avuti nel giro di 3 giorni una sessantina, 60-70 nei nostri vari pronti soccorsi. Crescono in tutta Italia gli accessi al pronto soccorso per il caldo. La colonnina tocca ormai 34 gradi costanti e l'umidità viaggia sempre sopra il 65-70%. Un mix letale per chi deve difendersi, giovane o anziano che sia. Per la cronaca, la zona più bollente del Veneto è quella di Rovigo, che ha superato i 37 gradi.
I consigli restano sempre gli stessi: non uscire nelle ore più calde e idratarsi costantemente. Poi portarsi sempre una bottiglietta d'acqua per idratarsi, chiaramente coprire il capo, quindi quando si esce, se si deve uscire, fare questo. Possibilmente l'altra cosa importante, ma su questo siamo in relazione con i comuni, avere il condizionamento. Le persone che vivono da sole possono richiedere a noi, ma anche ai comuni, la possibilità di poter essere aiutati dal punto di vista di avere un pinguino o qualcosa, perché chiaramente il condizionamento aiuta a decantare anche il calore del corpo e quindi una persona ha uno stato di benessere migliore. Bisogna bere almeno 2,5 litri al giorno d'acqua, perché l'idratazione porta evidentemente ad evitare le crisi lipotimiche, cioè le cadute e la sudorazione eccessiva. Sintomi del calore che negli anziani naturalmente, magari già affetti da altre patologie, prendono sviluppi che possono anche diventare gravi. Che spesso queste persone che tendono a essere magari con la pressione alta, con i primi caldi, specialmente se sono così abbastanza violenti e improvvisi, possono avere delle riduzioni importanti anche della pressione, magari in concomitanza dei trattamenti usuali, e questo porta ovviamente a una riduzione della loro capacità di stare in piedi, perché arriva meno sangue al cervello, per semplificare, ecco, magari nel momento del passaggio da distesi o seduti in piedi, e questo può comportare delle conseguenze anche gravi, come ad esempio le cosiddette sincopi, cioè quindi una perdita di coscienza improvvisa, con potenzialmente anche dei traumi. Queste persone magari hanno anche a bordo dei farmaci che facilitano il flusso del sangue, tipo gli anticoagulanti, e quindi i traumi possono essere molto più gravi perché si associano magari delle emorragie anche pericolose per la vita. Persone che soffrono molto il caldo tendono poi a rimanere in casa, quindi la qualità della vita potrebbe impattare in modo notevole durante l'estate, ma anche i giovani non sono esenti dai colpi di calore. Non dimentichiamo che anche i più piccoli, i più giovani hanno di questi problemi, perché magari vanno al Grest, magari vanno in giro a fare tutte queste attività sportive tipiche a cui mandiamo d'estate, e magari stanno sto sole ore, corrono, saltano, ballano e sono distrutti dopo, quindi bisogna stare attenti che anche i giovani soffrono di queste cose qua, non è solo le persone anziane, ecco. E i comuni si stanno attrezzando proprio per venire incontro soprattutto alle persone anziane in questi momenti dell'anno che sono segnati da temperature così elevate. A Treviso è stato attivato in Restera il centro anziani con un programma particolare dedicato proprio a coloro che vogliono trascorrere qualche ora in compagnia al fresco. Vediamo. Chi vince? Lei? Oggi va così. Presentato il piano per un'estate al fresco al centro anziani La Restera di Fiera Selvana per gli ospiti diurni che arriveranno dal 1 luglio al 30 agosto e che avranno la possibilità di stare un po' al fresco, socializzare, fare qualche attività in totale sicurezza, scortati anche dai volontari della Croce Rossa. Il presidente Giovanni Portello, da 23 anni al centro, spiega le modalità dell'accoglienza. Con la Croce Rossa quest'anno abbiamo intenzione di promuovere qualche gioco da tavolo e speriamo anche qualche uscita se il tempo ce lo permette. L'anno scorso sono venuti circa 20-22 persone, l'anno prima una quarantina, dipende se vanno in ferie con i familiari oppure da soli o se no vengono qui, insomma. Molti sono abitué e tornano ogni estate perché si trovano bene, il clima è sereno e tranquillo e tutti lavorano per dare a chi verrà ogni supporto, dai volantini contro le truffe alle opportunità offerte dall'amministrazione. Al centro anziani anche uno spazio per le bocce, un giardino amplissimo, una sala lettura e volendo anche il fresco del lungo fiume, lì a 2 passi. Il signor Armando con i suoi 93 anni è il più anziano, mentre la signora Mirella darà una mano a tutti. Proviamo ad umanizzare quella che è la parte dell'età che avanza e quindi tramite questo pulmino abbiamo la possibilità di arrivare in questo posto che ci ospita e passare qualche ora in compagnia. Questi nostri diversamente giovani avranno la possibilità di prenotarsi il loro viaggio, quindi loro verranno accompagnati, presi dal nostro pulmino, accompagnati qui, fatte le loro attività e poi riportati a casa, tutto questo dalle 3 fino alle 7 la sera. 6 volontari della
Croce Rossa che garantiranno umanità e ascolto e anche attività inconsuete. Che le attività che faranno un po' saranno canalizzate da noi, ma un po' sono anche quelle che ci suggeriranno loro, perché no? C'è qualcuno che ci ha già detto ma io voglio ballare. Bene, io non sono in grado di ballare come presidente, però magari potrebbe far ballare tutti noi. Un impegno per l'amministrazione che resta aperto anche a chi non è ancora iscritto. Le iscrizioni sono aperte, c'è un numero di cellulare attivo tutti i giorni dove risponde la Croce Rossa di Treviso. Raccolgono le iscrizioni e quindi anche i nominativi per poi organizzare i trasporti. Ognuno trova il suo spazio e poi insieme magari si condivide una merenda, un caffè, un tè e si sta insieme un pomeriggio al fresco, poi si torna a casa carichi i volontari ma carichi anche i nostri anziani perché non sono rimasti soli. E per la merenda ci aspetta l'impeccabile signora Mirella. Bene, così va preparato? Fuga di gas a Rosà, i lavori di messa in sicurezza sono andati avanti tutta la notte, intanto traffico in tilt nell'area, vediamo. Siamo all'incrocio tra via Sacro Cuore e la statale 47 nell'abitato di Cusinati, frazione di Rosà. Da ieri alle 20 la strada statale è completamente chiusa con deviazioni al traffico e forti disagi in tutti i dintorni. C'è stata una fuga di gas a causa di un cantiere per la posa della fibra ottica. I vigili del fuoco hanno lavorato fino a questa mattina alle 9. La strada sarà chiusa almeno fino all'inizio del pomeriggio. Il punto critico sembra essere stato individuato. Una persona, una signora anziana che abita nell'abitazione alle mie spalle, è stata evacuata. Gli altri residenti sono rimasti qui pur con qualche preoccupazione. Ne abbiamo sentiti alcuni. Ci sono stati veramente dei momenti di flussi di gas che fuoriusciva e che questi combattevano col tempo con la volontà di chiuderlo, insomma, fin tanto che hanno trovato il punto di fuoriuscita e allora hanno accelerato il processo di sistemazione, perché hanno bypassato da questa condotta, diciamo, periferica verso Sacro Cuore con la via Mazzini. Quindi hanno intercettato e dato per non chiudere totalmente l'area di Rosà, perché purtroppo non so come mai, ma siamo carenti di intercettazioni e chiusure delle valvole per il gas, perché è impossibile non avere una valvola in un crocevia così che chiuda la destra, la sinistra e l'altro per poter dare spazio alle utenze. Mica sono passati ieri mattina e mi sembrava che fosse di fare i segnali per lo stop, perché la ruspa era ferma in strada. Il pomeriggio è successo 2 mesi a 3, mica ho visto più tardi. No, avevo qua 2 nipotini che dopo arriva il letto, no, sono da fuori perché è caldo. Verso sera che ho visto tutto sto via vai dei vigili, sono da vedere. Era un carabiniere che ha detto che stiamo lontano perché era dei momenti d'aria che ti sentivi il gas. Dopo mi manda via perché pareva che si è fatto qualcosa. E dopo ho visto che tornava, ma manda via tutti. Stanotte si è sentito qualcosa, rumori, odore di gas? Io ho una camera qua e sono nel letto tardi. Però ha aperto là, perché a Rosà l'una chiudi i lampioni. Signora dell'incrocio che ha detto no, invece era chiuso perché ero su. Io ho aperto là e mi ha detto così per essere da via il gas. E io ho rotto da qua, prima dell'una col motopicco, perché il pomeriggio ho rotto da, dopo ho rotto da qua. Io col motopicco mi faceva tanto rumore, ma amico a camera da trino non ho sentito niente. Una delle conseguenze del cantiere per la sistemazione della fuga di gas è il traffico. Centro di Rosà, traffico davvero in tilt, soprattutto il problema riguarda i mezzi pesanti e la direttrice nord-sud da Bassano verso Cittadella e viceversa. Nonostante le criticità sono riusciti comunque a risolvere nella notte, ad effettuare un bypass, quindi adesso stanno ripristinando e attendiamo insomma entro le prossime ore di riprendere, di riaprire quella che è la viabilità ordinaria, perché comunque nella tarda serata di ieri è stato necessario per mettere in sicurezza, far lavorare in sicurezza gli operai, chiudere la statale all'altezza dell'incrocio principale
di Rosà e poi all'intersezione con l'incrocio semaforico di Via Brega. Quindi notevole disagio per le tante persone e per i tanti mezzi che attraversano Rosà, che si aggiunge al disagio delle attività e delle case che vivono attorno all'intersezione dove è avvenuto il guasto, dove è avvenuto il danno. Il disagio c'è stato, però sono intervenuti con prontezza per cercare appunto di risolvere il danno. Hanno aiutato in maniera importante le forze dell'ordine, i carabinieri, la polizia locale, ma anche e soprattutto i vigili del fuoco, che appunto si sono fatti carico di comunicare alla prefettura e di chiedere la chiusura della strada. Ancora cronaca da Treviso, ora non teniamo fondo cassa, andate più avanti, questo il cartello spuntato in un negozio del centro storico dopo la spaccata al bar Esperia. Ho scritto non teniamo il fondo cassa perché ho visto che il ristorante qui vicino a me hanno fatto un danno notevole per rubare 100-150 euro, allora ho messo fuori quel cartello, ho visto che... Corrono ai ripari anche così, con un semplice cartello, i commercianti nel salotto buono della città dopo la spaccata ai danni dell'osteria Esperia in piazzetta Crispi a ridosso della loggia dei Cavalieri. Paolo Brisolin è lo storico titolare del negozio di articoli elettrici all'angolo e più chiaro di così non poteva essere. Non teniamo il fondo cassa, consiglio per i ladri, andate più avanti. Quindi lei avvisa così i ladri, non teniamo il fondo cassa? Ho scritto anche, esatto, anche ai ladri di andare un po' più avanti. A dove? Più avanti, sono stato a mandarmi a massa, più avanti, che non vengono da me insomma. Intanto, pochi metri più in là, all'Esperia, la situazione è ritornata alla normalità con la titolare che in tempi record ha già provveduto alla sostituzione della porta d'ingresso che nella notte tra lunedì e martedì è stata letteralmente sfondata con questo tombino di ghisa. Anche perché comunque il vetro è un vetro antisfondamento, un 5 mm, quindi comunque non si rompe facilmente, quindi insomma è stata usata parecchia violenza. Quindi più di una persona sicuramente? Sì, sicuramente più di uno, sì. Una volta all'interno i ladri hanno fatto man bassa, zero remore per un blitz che sarebbe durato qualche minuto. Hanno prelevato il fondo cassa, più o meno 200 euro, e un computer, il POS, una bottiglia e uno zainetto di un dipendente che era nello spogliatoio al piano superiore con insomma, i vestiti del dipendente. Immediata la denuncia ai carabinieri, si cercano dettagli utili dalle telecamere del centro, anche se nessun occhio elettronico sarebbe puntato su questo angolo di città. La stessa Lo Schiavone sta pensando di dotarsi di videosorveglianza interna, finora non ce n'era stato il bisogno, in 16 anni di attività è la prima volta che capita all'Esperia mai un furto né un atto vandalico. E adesso? E adesso siamo un po' più preoccupati. Perché comunque non si è, insomma, quando si verifica poi una cosa per la prima volta desta preoccupazione. Ed il caso del negozio chiuso per paura in centro storico a Vicenza finisce in Parlamento. Vediamo. Chiuso per paura, vetrine spente per tenere acceso il faro puntato sul grande problema della sicurezza. Il negozio di Margherita Parolin in centro storico a Vicenza è diventato un simbolo. Quel cartello, chiuso per paura, è finito dritto in Parlamento dove il senatore di Forza Italia, Pierantonio Zanettin, ha presentato un'interrogazione al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Ma in realtà la domanda se la pongono un po' tutti, i cittadini, i commercianti. Com'è possibile che uno straniero irregolare, in questo caso l'aggressore di Margherita Parolin, spedito al centro di permanenza per i rimpatri di Gradisca di Sonzo, sia tornato a gironzolare per il centro storico di Vicenza? A quanto pare l'immigrato avrebbe un certificato medico da cui risulterebbe che soffre di problemi di salute che rendono impossibile la sua espulsione dal territorio nazionale, come sancito da una sentenza della Cassazione. In ogni caso, lui è tornato e Margherita Parolin ha chiuso per paura. Voglio tenere chiuso per attenzionare al massimo il mio problema, ma che non è solo mio, ma è un problema di tanti piccoli commercianti, magari anche di tante donne commercianti sole, e comunque è un problema per tutta l'Italia.
Adesso il caso è finito in Parlamento con il senatore Pierantonio Zanettin che attende una risposta alla sua interrogazione rivolta al Ministro dell'Interno. Ho voluto portare all'attenzione del Parlamento e del Governo la assurda vicenda di Maison Marguerite. Il nordafricano balordo che continua a minacciare la commerciante Margherita Parolin deve essere cacciato dal territorio nazionale, come già disposto dal nostro questore. Il prezioso e bellissimo centro storico di Vicenza deve poter essere ripulito da sbandati e disadattati che terrorizzano i cittadini per bene. Adesso aspettiamo anche Zanettin, vediamo cosa mi dicono, vediamo fino a dove riusciamo a fare per avere questa espulsione immediata. Io mi auguro che questa persona venga espulso presto dal nostro paese in modo che io possa ricominciare a riprendere in mano la mia vita, il mio negozio, la mia attività. Intanto sullo sbandato oggi pende comunque un ordine di allontanamento dal territorio nazionale. Il termine riporta alla data del 26 giugno, quindi è scaduto. A questo punto, se viene trovato ancora in Italia, l'iter per rimpatriarlo può riprendere e verosimilmente verrà inviato a un centro di permanenza per i rimpatri più lontano rispetto all'ultima volta. Intanto Margherita Parolin tiene il suo negozio chiuso per paura e chiede quello che oggi chiedono tanti commercianti, tanti cittadini, che ci sia la certezza della pena. L'immigrazione oggi è allo sbando, abbiamo troppi immigrati fuori controllo, abbiamo bisogno di leggi serie e sicure, per questo io mi voglio battere per una legge che vorrei chiamare fuori subito. Se sei una persona che delinque, che fa questi atti vandalici, che violenta, che spaccia e che va in giro col macete e col coltello, te ne vai fuori subito. Ecco, io voglio vincere questa battaglia. Ed ancora torniamo sull'aggressione shock ai danni di un 70enne in via Tommaso Salsa a Treviso. Parla una vicina di casa. Abbiamo paura, troppi vandalismi e sporcizia. La sua denuncia. Sentiamo. Il caso di sabato notte è così cruento, non è mai accaduto, però qui è diventato un quartiere davvero pericoloso. Attaccano le macchine, spaccano i vetri. Insomma, passano dei personaggi che non sono assolutamente attendibili, secondo me, e anche secondo tutti gli abitanti del quartiere. È un caso estremo, ma non isolato, l'aggressione nel fine settimana scorso di Antonio, il 70enne mandato all'ospedale con una mandibola fratturata e 2 denti saltati da un giovane uomo, probabilmente straniero, sorpreso mentre stava scassinando l'auto della moglie. Anche per questo si fa fatica a parlare in questo angolo di via Salsa, area che riferisce chi ci abita da una vita sta cambiando pelle. Lo stesso condominio, teatro dell'aggressione, è finito nel mirino dei ladri più volte. 2 anni fa, in occasione della ristrutturazione del condominio, non si sa dove chi abbia avuto modo di fare delle soffiate di un certo tipo, fatto sta che sono entrati proprio in casa. Nel mio caso mi hanno portato via tutto, mi hanno rovesciato la casa e so di altri 2 appartamenti nel mio stesso condominio. A non aiutare il fatto che tante case e appartamenti siano abitati da anziani, spesso donne sole, ma il degrado, racconta questa residente, riguarda in particolare la zona di Piazza Martiri di Belfiore. C'è tanta paura sinceramente, perché abbiamo i nostri figli che magari tornano a casa tardi, o noi stessi che abbiamo voglia di uscire la sera, ma ritornare a casa fa veramente paura. Non ci sono telecamere, non ci sono ronde, soprattutto la sera sono pieni c'è molta sporcizia. Attorno a tutte le panchine, vetri rotti, bottiglie, cicche di sigaretta, situazioni veramente brutte. Si passa e si va via. Vengono dei turisti, vengono a trovarci degli amici. Che cosa trovano? Sporcizia. La politica, ora pietra tombale sul 3° mandato, l'emendamento della Lega bocciato al Senato, resa dei conti nella maggioranza con i veneti della Liga che minacciano la corsa in solitaria se il candidato presidente del centrodestra non sarà della Lega. Vediamo.
Bocciato in Commissione Affari Costituzionali al Senato l'emendamento della Lega sul terzo mandato dei governatori, solo 5 i voti a favore. Insieme al Carroccio hanno votato anche i rappresentanti di Italia Viva e del gruppo delle Autonomie, 15 i voti contrari, astenuti il presidente della Commissione Balboni e Matera, entrambi di Fratelli d'Italia, contrari i voti degli altri esponenti del centrodestra e delle opposizioni. Una decisione che non arriva a sorpresa, viste le dichiarazioni dei partiti della maggioranza negli ultimi giorni, e che pone la pietra tombale anche sull'ultima flebile ipotesi di un ulteriore mandato che sarebbe in realtà il quarto per il presidente della Regione Veneto. Lapidario il commento del diretto interessato. L'ho già detto con serenità martedì scorso, dichiara Luca Zaia. Per me la partita sul terzo mandato era chiusa, non ero minimamente a conoscenza della presentazione dell'ennesimo emendamento, la legge è chiara e le leggi vanno rispettate, conclude. Amarezza tra i leghisti per la bocciatura per la quinta volta della proposta. Di occasione persa parla il segretario della Liga e vice di Salvini Alberto Stefani, punta il dito contro gli alleati il suo vice Riccardo Barbisan. La Lega ha fatto bene a presentare questo emendamento perché c'era stato anche sollecitato da parte degli alleati che oggi si sono presi la responsabilità di bocciarlo dopo averlo chiesto, e quindi dimostrare davanti ai veneti e agli italiani chi voleva una cosa a parole e chi la voleva veramente. Ed ora nel centrodestra si apre quella che si annuncia una vera e propria battaglia all'ultimo sangue per la scelta del candidato presidente. Un candidato leghista, crediamo che ci sia il tempo ancora per far prevalere questa opzione al tavolo del centrodestra. Se no andate in solitaria. Se no, come abbiamo già detto, valuteremo ogni possibilità e anche quella di correre da soli. Rincara la dose il presidente dell'intergruppo Lega-Liga Veneta in Consiglio regionale. È arrivato il momento di mettere assieme tutte le nuove risorse, i giovani che sicuramente non ci mancano, insieme agli amministratori d'esperienza, per difendere quella che è la nostra linea del Piave. No convinto da Forza Italia, che ha sempre ribadito a tutti i livelli la propria contrarietà all'innalzamento del tetto. Ci sono dei grandi temi che sono le risposte che si aspettano i cittadini, le cittadine, gli imprenditori del nostro Veneto. E adesso speriamo che si cominci a parlare di questo, che poi è la parte più importante rispetto alla prossima sfida elettorale. È l'ora della responsabilità delle forze di centrodestra, secondo l'UDC. Serve un passo avanti collettivo, non prove di forza individuali. Bisogna scegliere presto un candidato presidente e aprire un confronto sui contenuti. Non si vince coi tatticismi. Soddisfazione per la bocciatura della proposta leghista dall'opposizione. La partita era già chiusa. Poco serio continuare questa commedia per cercare in ogni modo di salvare Zaia, sottolinea il segretario veneto del PD Andrea Martella. È una commedia che è durata perfino troppo tempo, poco rispettosa dei problemi reali dei cittadini, una lotta di potere all'interno del centrodestra che è andata a finire male. Ora si fissi la data delle elezioni al più presto e si ridia la parola ai cittadini. E a proposito di elezioni regionali, tramontata l'ipotesi del terzo mandato, si riaffaccia ora quella di un rinvio del voto alla primavera. L'ha chiesto il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, al presidente della Conferenza delle Regioni, Federica. Chiusa definitivamente con la bocciatura al Senato la partita del terzo mandato, potrebbe ora riaprirsi quella del rinvio della data del voto per le 5 regioni che andranno alle urne nel 2025, oltre al Veneto, Campania, Marche, Puglia e Toscana. A sollevare la questione il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che in una lettera al presidente della Conferenza delle Regioni, Federica, lo ha sollecitato a chiedere un breve rinvio della scadenza elettorale per evitare il rischio del bilancio provvisorio per i presidenti delle regioni rinnovati proprio a ridosso della scadenza finanziaria. Queste regioni infatti votarono nell'autunno del 2020 poiché l'appuntamento primaverile fu rinviato a causa del Covid. Il problema quindi, se non affrontato, si ripeterà nuovamente tra 5 anni, ma non tutti i presidenti sono d'accordo. Contrario il toscano Eugenio Giani, che ha annunciato la firma del decreto per il voto il 12 o il 19 ottobre. Dal canto suo il presidente della Conferenza delle Regioni, Federica, si farà portavoce con il governo delle diverse sensibilità emerse nel corso della seduta straordinaria di oggi in merito proprio all'ipotesi di uno slittamento delle regionali. Questa lettera inviata da Regione Campania è ben antecedente non alla votazione ma alla presentazione dell'emendamento stesso, quindi non c'entra assolutamente nulla.
e devo dire che in modo responsabile il Presidente De Luca ha voluto evidenziare un problema che c'è. E anzi sarebbe irresponsabile non farlo e non dirlo. Penso che su questo insomma, ci sarà un confronto con il governo dove racconterò sia le posizioni di chi è contrario a prescindere, sia chi invece solleva queste criticità. Vediamo insomma, se si può trovare una soluzione per non far andare le regioni in bilancio provvisorio. Ed ora la pubblicità, ci rivediamo tra poco, restate con noi. Eccoci nuovamente in diretta con Focus TG, proseguiamo parlando di viabilità e con la difficile situazione in questi giorni a Padova per i numerosi cantieri in corso per la realizzazione delle nuove linee del tram. Il sindaco Giordani chiede ai cittadini di portare pazienza, questa del 2025 sarà l'ultima estate di passione. Dobbiamo avere un attimo di pazienza perché in questo momento è difficile, il minimo del traffico non è così esasperato, poi giro anch'io per Padova, è un periodo di calma, di morbido, non sono scuole, c'è poca roba, per cui approfittiamo. È un lavoro impegnativo sicuramente, però chiedo a tutti veramente di stare tranquilli, sopportare la situazione, perché tra un anno la cosa sarà diversa, per cui, ma non tra un anno, prima, noi speriamo di chiudere già a settembre i lavori invasivi, poi entro giugno termineremo tutto quanto, per cui avrete una città diversa. E passione anche a Bassano del Grappa per quanto riguarda la viabilità. Nel servizio vediamo l'odissea degli ambulanti del mercato cittadino intrappolati in Piazzotto Montevecchio. Ambulanti di Piazzotto Montevecchio, prigionieri della nuova viabilità. Da lunedì il centro storico di Bassano è tagliato in due dal cantiere del ponte Ferracina. Circolazione stradale stravolta tra divieti di transito e sensi unici. E poi c'è il tappo di via Pusterla, off limits per i mezzi di altezza superiore ai 2,30 metri che finirebbero per incastrarsi sotto l'arco. Sto qua fin stasera, adesso sto qua, non so per dove andare a casa, adesso vedremo se i colleghi verso le 2 si sposta dalla piazza, andare in contromano è un rischio perché sono da sola e dovrei mandare avanti qualcuno. Stamattina i vigili non sono neanche sono passati stamattina, no? Ecco, quindi non abbiamo indicazioni. Comunque io devo andare qua contromano per forza perché mi dicono che la strada di là è chiusa. Ma poi via Gamba cosa fa? Va contromano un'altra volta? E vado giù. Quanto è alto il suo mezzo? 3,50 metri. Lei lo sa che c'è un arco? No, ma non vado giù io. Ma va contromano ancora in via Gamba? Ecco, per dove devo uscire? È l'unico passaggio quello lì. Piazzotto Montevecchio insomma è diventato una trappola per questi ambulanti del mercato del giovedì. Non hanno ricevuto indicazioni dal comune o dagli agenti della polizia locale. Le uniche informazioni le hanno avute dai residenti. I vigili sono venuti a dirglielo? No. Qualcuno le ha dato indicazioni? No. Nessuno. In teoria mi hanno detto che c'è un ponticello che è basso, è alto 2,30, il mio furgone è 2,70 circa. Chi gliel'ha detto? Mi ha detto qua i residenti, i signori qua al bar, e mi ha detto che ne sto ponticello, perché se io passo di là e non so quanto è alto, magari che non mi incastro, oppure non riesco più a fare retromarcia, va bene dai, in qualche modo troveremo soluzione. Troveremo una soluzione, ci dice questa signora, tra sensi unici percorsi al contrario, strane manovre improvvisate e un po' di buonsenso. Magari bastava soltanto dare qualche informazione in più per creare meno confusione ed evitare questi spiacevoli disagi. E restiamo a parlare di viabilità, ma ci spostiamo a Cassola. Riapre dopo anni di chiusura il sovrappasso di Felletta, opera che rientra nella costruzione della cosiddetta bretella est, la strada destinata a ridisegnare la viabilità del Bassanese.
I lavori di realizzazione della bretella est, lo vedete, vanno avanti. L'ANAS indica il 30 giugno 2026 come termine ultimo per la consegna dell'opera. Intanto finalmente riapre il sovrappasso tra Cassola e Fellette. La prima ordinanza di chiusura dello svincolo risale al 19 settembre 2022. Sono passati quasi 3 anni. Tra ritardi, solleciti, incontri con i referenti dell'ANAS, i lavori sono comunque andati avanti a rilento. Un cantiere lumaca aveva denunciato il comune di Cassola. Ora è arrivato questo primo tassello su un'opera ben più ampia, ovvero la bretella est, destinata a ridisegnare la viabilità del Bassanese. Cavalcavia Romano Sud aperto da questa mattina 26 giugno. Siamo felici di questo perché permetterà a tutte le attività artigianali, industriali e a tutti i cittadini che la utilizzavano con regolarità di tornare a frequentarla e quindi di sgravare altre vie del comune che sono state messe sotto pressione in questi mesi, vorrei dire quasi 3 anni. Il sovrappasso è riattivato in modalità cantiere e con ogni probabilità dovrà subire ancora delle chiusure per permettere la sostituzione delle barriere e dunque la messa in sicurezza. L'apertura del cavalcavia di Fellette diventa l'occasione per fare il punto sui lavori di costruzione della bretella e in particolare sull'innesto ad ovest, quello con la strada statale 47 all'altezza del Grifone. Nel momento in cui sarà fatta l'asfaltatura al grezzo, il cosiddetto binder, sarà possibile riaprire anche quel tratto e si tratta di un pezzo di bretella che risolve parecchi problemi per la viabilità di San Zeno ma anche per la viabilità est-ovest. Ma i ritardi anche in questo caso ci sono e il sindaco di Cassola lo scorso 13 giugno ha preso carta e penna e ha scritto una lettera infuocata ad ANAS e al Ministero denunciando ancora una volta la lentezza dei cantieri. ANAS mi ha risposto mercoledì, quindi ieri sostanzialmente, e non so se sia un caso ma comunque oggi abbiamo riaperto il sovrappasso. A Recoaro Terme parte il monitoraggio delle acque, si punta a rilanciare le fonti. Recoaro Terme, al via il progetto congiunto tra Regione Veneto e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia per compiere un grande passo avanti nella rigenerazione culturale, ambientale e scientifica di una delle zone termali più famose e tradizionali del Veneto. L'accordo, con un investimento di 120.000 euro, prevede il monitoraggio qualitativo e quantitativo delle sorgenti termali nel cuore del compendio delle fonti centrali, con l'obiettivo di valorizzare, tutelare e rilanciare il patrimonio idrotermale di Recoaro. Un accordo che si inserisce nel quadro del più ampio progetto pilota di rigenerazione culturale e sociale del borgo storico delle Terme di Recoaro, finanziato dal PNRR con un contributo straordinario di 20 milioni di euro. Non è solo un filtro, è il titolo della nuova campagna educativa contro l'abuso di sostanze alla guida che è stata presentata a Belluno da Comune, Prefettura, Forze dell'Ordine, SERD e Ufficio Scolastico Provinciale. L'ennesima dimostrazione dell'attività di collaborazione che c'è tra le forze dell'ordine e le polizie locali per prevenire, educare, sensibilizzare e reprimere nello specifico le violazioni della guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti. È la prima causa di morte nella fascia d'età che va dai 18 ai 29 anni. La piaga degli incidenti alla guida, le cui cause sovente sono da imputare all'assunzione di sostanze stupefacenti, è un fenomeno complesso e radicato in un territorio in cui l'alterazione assume dei connotati perfino culturali. Il cambio di marcia deve partire dai giovani ed è su questa base che il Comune di Belluno inaugura il progetto educativo Non è solo un filtro, dove la metafora della distorsione fotografica utilizzata tipicamente sui social si scontra con le tragiche conseguenze che la guida sotto effetto di sostanze può provocare. 350.000 euro il fondo erogato dal Ministero degli Interni da tradurre in incontri nelle
nelle scuole e nei luoghi di ritrovo, nell'affissione di materiale informativo, nell'acquisto di un simulatore di guida in stato alterato con visori ottici, oltre che nel rafforzamento dei controlli coordinati delle forze dell'ordine sul territorio. È una pluralità di azioni che abbiamo messo in campo per formare, per informare, per rendere i cittadini, soprattutto quelli più giovani, consapevoli e far assumere in capo a loro quel senso di responsabilità per sé e per gli altri che è fondamentale soprattutto per chi si mette alla guida. L'idea di fondo è che questo progetto possa essere la rappresentazione plastica di come si dovrebbe fare la prevenzione, mettendo insieme le azioni di contrasto, le azioni normative, le azioni sanzionatorie, le azioni informative con la formazione, con la presenza nei luoghi dell'intrattenimento, del divertimento. Perché la minaccia repressiva non produce effetti concreti nel lungo periodo, come neppure l'informazione sterile. È attraverso l'educazione sul perché dell'istituzione di proibizioni e divieti che si fonda il cambio di passo necessario a proteggere e tutelare l'incolumità propria e quella altrui. È importante che i ragazzi capiscano che seguire le regole non significa seguire delle imposizioni di qualcun altro, ma trovare di per sé le proprie regole per vivere bene, per vivere meglio, per rispettare se stessi e gli altri. Torniamo nel Vicentino. Grazie ai fondi del PNRR l'asilo nido comunale di Rossano sarà ampliato e potrà dare risposte alle famiglie ora in lista d'attesa. Proseguono i lavori per l'ampliamento del micro nido comunale di via San Zenone, Rossano Veneto, un intervento necessario come servizio per i bambini e per le famiglie del territorio, visto che negli ultimi anni la richiesta di posti al nido è cresciuta sensibilmente. Un'operazione resa possibile anche grazie a un contributo di 576.000 euro dai fondi PNRR per gli asili nido, che copre i costi dell'intera opera che verrà così realizzata senza pesare sulle casse del comune. I tempi del cantiere sono rispettati, sottolinea l'amministrazione, e una volta completati i lavori sarà possibile accogliere 24 bambini in più, portando la capienza complessiva da 32 a 56 posti. Il sindaco Marco Zonta sottolinea che la prima parte dell'intervento si è conclusa con la separazione delle utenze tra il centro arcobaleno e l'asilo nido. Attualmente è in corso la costruzione delle fondamenta della nuova ala, che aumenterà la superficie complessiva dell'edificio di ulteriori 185 metri quadrati. Nel frattempo il servizio continuerà senza interruzioni e presto sarà così data risposta alle famiglie oggi in lista d'attesa. 4 tartarughe caretta caretta sono state ritrovate morte sul litorale di Bibbione. Abbiamo ricevuto delle segnalazioni inizialmente di una tartaruga tagliata a metà, presumibilmente da un'elica, che si stava spiaggiando. Poi man mano che le ore passavano nel pomeriggio arrivavano notizie da postazioni vicine lungo lo stesso tratto di litorale, comunque all'interno di 1 chilometro praticamente lineare, di altre 3 tartarughe decedute, morte in fase di spiaggiamento. 4 esemplari di tartaruga marina caretta caretta sono stati trovati morti tra i lidi di Cocchesci e il campeggio Campalonga di Bibbione. Gli animali sono stati recuperati dal personale di uno stabilimento balneare e consegnati al centro di recupero tartarughe locale. Secondo Legambiente la causa della morte è con tutta probabilità riconducibile a impatti violenti con imbarcazioni che frequentano il tratto di mare antistante. Ogni anno nel Mediterraneo oltre 130.000 tartarughe marine muoiono a causa delle attività umane, catture accidentali durante la pesca, rifiuti in mare, reti abbandonate e collisioni. Sono necessarie per Legambiente urgenti misure di tutela per questa specie, sempre più presente anche nei mari del nord Adriatico. Qui a Porto Basele che prosegue la tappa veneta di Goletta Verde, oggi in modo particolare per parlare dell'importante aspetto di come conciliare le attività di ricezione turistica di qualità di questa regione con la necessità di tutelare la biodiversità. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, a tutti un buon pomeriggio, arrivederci.